piccolo briefing qua dove ci sono le... Sentiero facile per chi ha già camminato in montagna. C'è qualcuno che non ha mai camminato? La prima parte, cioè questa, si sviluppa in salita, quindi con una pendenza positiva di 200 metri di dislivello. Quelli che avevate visto. Sì, esatto. Però sì, assistente. Manco me lo ricordo. Questa l'acqua che riesce delle grotte, quando piove. 2 giorni fa è tutto. Non torniamo indietro di qua, quindi indietro di qua. Questo periodo a marzo, chiudevamo febbraio-marzo, però a febbraio quest'anno abbiamo tenuto aperto le domeniche, perché noi come gruppo speleologico, noi abbiamo un gruppo speleologico qua delle valli che è attivo dall'85, abbiamo il corso di speleologia, abbiamo con una bella scuola e quindi insegniamo la speleologia. Dov'è che prendevamo? Siamo fermati a prendere. È venuto anche Adriano o no? O ha studiato lei? Già? Celentano e Mina. Celentano e Mina. Wow! Un complesso, sai che... Sì, smetto. Sì. Ciao, Alla partenza che siamo stati sotto e la struttura che vi ho detto quando siamo usciti, ripartiti dopo la spiegazione della grotta, sulla sinistra c'era un pilastro in cemento armato enorme, non so se qualcuno l'ha notato, ecco. Sono tutte strutture che servivano
già piena, dunque qui passano le acque che vengono giù dalle grotte, le acque che abbiamo attraversato prima sono su questo Rio Craft, adesso si chiama Rio Craft, è stato cambiato. No, quello grande, non piccoli. Non so come mai, comunque è stato cambiato. Qua però come potete notare l'acqua non c'è, perché? Perché l'acqua viene spinta, va sotto, l'acqua in realtà corre sotto. Il famoso divertimento al fresco. Sì, sì. E l'acqua che scorreva? L'acqua che scorreva probabilmente puliva. Erano entrambi bene, cioè Una divisione che potesse dire uomini o donne viceversa. No, non è stata. E così vi completiamo la descrizione. Civitale, che è la signora, una sarta che lavora anche per E lì c'erano le contese qua. Vi abbiamo preparato il tavolo dalla parte del caffè alla russa per farvi gola. Sì. Poi